Buongiorno a tutti, oggi noi di Fuori la Voce abbiamo il piacere di incontrare qui a Villa Valera a Mira, in occasione del convivio di Progetto Civico, Alessandro Perazzolo, assessore al commercio di Jesolo. Sappiamo molto bene noi che Jesolo ha un impegno particolare nella lotta contro la violenza sulle donne e il bullismo giovanile. Mi può dire qualcosa a riguardo? Sì, certamente. Come amministrazione, con il sindaco Zoggia e con la collega al turismo, specialmente lei, portiamo avanti e facciamo varie manifestazioni, tra cui facciamo la gara di ciclismo, facciamo la corsa dove tutte le donne corrono e naturalmente vestite di rosso, ed è una manifestazione molto bella e sentita. So che viene ripetuta anche su vari comuni, ma la nostra amministrazione, in special modo il nostro sindaco, ritiene fondamentale, perché è giusto far capire le problematiche che ci sono sia dalla parte del bullismo ma anche dalla parte di quello che subisce la donna tutti i giorni. Penso che queste manifestazioni servano per far capire naturalmente e spiegare quello che è fondamentale, il rispetto prima di tutto per la donna. Certo, per sensibilizzare, perché più si parla, più si fa cultura e più chiaramente si fa sentire un argomento che per tanti potrebbe sembrare lontano e lontano invece non è, più facile da approcciare. Sì, diciamo che a volte si dà per scontato tutto. Invece no, su queste tematiche che adesso discutiamo, e ce ne sono anche altre, è giusto essere sempre presenti come amministrazioni sul territorio, perché come dici te, più se ne parla e più la questione viene affrontata. Naturalmente purtroppo viviamo in un mondo di persone che a volte, anche se ripeti 20.000 volte le cose, non lo capiscono, però dobbiamo insistere e secondo me siamo sulla strada giusta, perché se facciamo squadra come oggi e anche su queste tematiche importanti, secondo me è fondamentale ed è una cosa che serve. Bene. Ok, grazie mille e fuori la voce! Grazie Tania, grazie.